Allarme PFAS, anche oggi siamo tornati a Lonigo per continuare la nostra inchiesta e dopo i servizi di Rete Veneta, le mamme, i genitori dei 21 comuni della zona rossa si sono coalizzati e noi siamo qui proprio con una rappresentante del comitato Genitori Liberi dai PFAS, Giovanna Battaglia, un nome che è tutto un programma. Siete pronti alla battaglia domani a Venezia? Certo, sicuramente, siamo prontissimi alla battaglia. Che cosa chiederete all'assessore Luca Coletto? Beh, chiediamo nell'immediato l'attuazione di approvvigionamenti senza PFAS nelle scuole, nei luoghi pubblici per far bere ai nostri figli acqua pulita e il biomonitoraggio di tutti gli alimenti che ci sono nelle mense pubbliche e ovviamente acque libere dei PFAS, dunque una falda pulita dove poter attingere acqua e un presa in carico dei nostri figli. Ecco, i vostri figli, questo è il tema fondamentale. In effetti la Regione ha fatto già uno screening, la fetta di popolazione che è stata presa in considerazione, quella che va dai 14 ai 65 anni, ma si sono dimenticati degli anziani e anche dei bambini più piccoli. Certo, ce lo chiediamo anche noi vogliamo assolutamente, pretendiamo che venga fatto questo monitoraggio anche per i ragazzi sotto i 14 anni, per chi ne ha più di 65 perché devono restare in questa terra anche loro giustamente e anche le donne in gravidanza e oltre lo screening anche qualche risposta. Perché non ci servono solo gli screening ma anche come risolvere questo problema, loro l'hanno fatto e loro ce lo devono risolvere. Loro ce lo devono risolvere e la risposta arriverà domani dall'assessore regionale Luca Coletto. Noi ovviamente ci rincontriamo perché per quanto ci riguarda la questione non finisce qui ma continua.